and nothing's gonna bring me down. What it is? Che bello, che bello! Mi fa venire la pelle d'oca, Avis quante lettere ha? 4 lettere, quindi qua è la collaborazione di 4 Avis. Bravo. Perché sono le Avis di, oltre a quella di Preganziol, l'Avis di Mogliano, di Casier e di Casale sul Sile, e noi chiamiamo i loro direttori, ovvero Michele Favaro, Francesco Cesarin, Lamberto Cartolato e Marco Bianchini. Eccoli qua! Wow, hey! Eccoli qua! Vieni qua! Vi ringrazio di essere venuti qui. Scusa Michele, ci portiamo un po' più avanti in luce perché sennò riflette e... No, ma non è... Ma subito! Ci siamo tutti insieme e poi iniziamo proprio lì. 3, 2, 1 e... Quanta fretta, ma dove corri? Questa riscaldava di più, il tu non vi riusciva molto bene. Proviamo l'ultima. Tu sei la mia vita. Questa spacca sempre, questa va sempre da Dio proprio. Accogliamolo per bene, signore e signori, Davide D'Urso! Buonasera. Ciao Paolo, come va? Tutto bene? 3 di picche, 3 di picche, dammi pure il pennarello. Grazie, un pennarello oggi, un pennarello domani, c'è crisi, quindi allora, anch'io sono a questa casa, quindi scrivo il mio nome e il mio cognome, senza ora, Russo, qui, Russo, il mio cognome Davide, io Davide, faccio un simbolo così, guarda, un simbolo, va bene? Quindi tu sono attaccati e prima della mia casa, va bene? Riso con sangue e anche un tour con comici emergenti, quindi ogni anno da questo tour vengono fuori nuove leve della comicità. Tra l'altro Ciao, sono Michele, Michele Spampanato, sono un designer, anche un designer come me, ha un sogno nel cassetto. Chi no? Tengo a precisare che è un cassetto di un comò Luigi XVI. E il mio sogno nel cassetto è quello che un giorno, magari già domani, questo Luigi XVI si venga a riprendere sta cagata di comò. Ma no, ha detto ciao. Ciao! Ci sono degli alieni? Penso di sì. Beh, allora ciao! Vedi che non rispondono tutti? No, rispondono. Ciao! 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 Vedi che rispondono? Ciao! Scusate, io sono... Vieni qua, vieni a centro. No! Non ho fatto niente. Non tocco. Che storie che succedono. Ragazzi, scusate, qua c'è solo una cosa da fare. Andiamo a mangiare. Le mani. Gangnam Style. Gangnam Style. Se non saltellatevi nasce un figlio come me. Con le mani, così. Spingiamo le camine. Signore,
l'assessore domani si guarda su YouTube e si vergogna come... Io entro dentro banca, vado da cassiere e gli dico, questa è una rapina! Lui si alza e mi dice, mettiti in fila, aspetta il tuo turno! Mi sono preso da Rovigo, una nebbia, giocavo a Milano, altrettanta nebbia, una salita improvvisa, una discesa improvvisa, una salita improvvisa, una discesa improvvisa, una salita improvvisa, ancora una discesa improvvisa. Ero finito in un centro commerciale, pieno di scale mobili. Chiamiamo su tutti quanti quelli che si sono esibiti stasera, con un grande applauso accogliamo Paolo, Davide D'Urso! Davide D'Urso, il nostro pupillo! Il Toy Boy! Vieni qua Davide! Grande Davidino! Andiamo con Luca degli Sformatatomico! Campione in carica, visto dopo il sangue, Michele Giunta! Nelle vesti, non solo dello spogliarellista, ma anche del monologhista e anche di Gianlorenzo, Francesco Damiano! La signoressa si fece nervosa e urlò: "Oh, ma cosa fai? E cos'è sto odore? Ma vergognati! Ma come si fa ad avere un odore di gorgo a sti piedi? Perché non ci metti del Vidor Odor? Oppure bagnali in un vascon con dell'acqua di Codognier? Mamma mia, puzzi di orsago selvatico! Da cima ad Olmo! Te potevi dare una rinfrescata?" Noi vi ringraziamo, vi aspettiamo se volete in giro per il Veneto, noi ci siamo, saremo a Rovigo per la semifinale. Rovigo sabato prossimo, C'è anche lui! E certo, Paolo Franceschini! Ciao, ciao, grazie! Ciao, buonanotte, www.viso